Calcio a 5 Live, buon pomeriggio e benvenuti allo Stardust di Via del Divino Amore, dove siamo per assistere al match tra Real Castelfontana ed Atletico Fiumicino, match valevole per la 19ª giornata di campionato di Serie C1. E allora si parte con il Fiumicino che manovra il primo possesso. Squadre già sistemate sul rettangolo verde a parti invertite e si ricomincia. Faiola indietro per Tomaino, lancio lungo per Cavallo e pallone che finisce direttamente in rete. E allora Tomaino da casa sua la mette nel sacco e porta il Castelfontana sul vantaggio. Montagnolo lascia a Cavallo, ancora Montagnolo e alla fine il 2-0 arriva uguale con Giorgio Montagnolo che buca San Giovanni e gonfia la rete per la seconda volta. Rimessa laterale affrettata di Pacchiarotti, il pallone è già stato riconquistato dai marinesi, ancora Pacchiarotti, passaggio di ritorno per Cavallo, si chiude il triangolo, 3-0 per il Castelfontana. Sono passati 1 minuto e 56 secondi sul cronometro, il Castelfontana ha trovato 3 gol in questo secondo tempo. Lo schema Simoni e allora Fiumicino che si sistema per la giocata. Attenzione qui alla deviazione di Crepaldi, una deviazione che consente al Fiumicino di riaprire la partita per il 3-1. Trova sbocchi però la manovra aeroportuale e allora Pacchiarotti serve Cavallo che la mette nel sacco per la seconda volta nel suo match e allora 4-1 del Castelfontana e doppietta per Giuliano Cavallo.
Tomaino che trova la rete, e allora doppietta anche per Alessio Tomaino, cala il sipario allo Stardust, vince il Castelfontana. Eccolo qui, il triplice fischio dell'arbitro, il Castelfontana a sorpresa strappa 3 punti al Fiumicino. In compagnia di Andrea Consalvo al termine di questo Real Castelfontana Atletico Fiumicino. Allora mister, questo punteggio di 5-1 è abbastanza pesante, cosa non ha funzionato quest'oggi? Niente, oggi non ha funzionato niente e ci sono le immagini che lo dicono tranquillamente, per cui c'è poco da stare a cercare un problema piuttosto che un altro. Non ha funzionato niente, una giornata storta, senza nulla togliere agli avversari, insomma. Siamo andati in svantaggio su un lancio del portiere, abbiamo fatto fare una doppietta al portiere, per cui insomma non penso che ci serva aggiungere altro. C'è molta amarezza insomma in questo momento. Beh, noi avevamo giocato 12 partite ad altissimo livello, ci può stare che dopo una serie così lunga ad altissimo livello c'è un passaggio a vuoto. Chiaramente dispiace perché loro erano molto rimaneggiati e probabilmente, forse, qualcuno dei miei si è fatto un po' condizionare pensando che la partita potesse essere più facile di quello che poi in realtà sarebbe stata, e quindi però questo è un processo alle intenzioni e anche questo è inutile. Quello che conta è che non abbiamo fatto niente di quello che abbiamo prodotto nelle ultime 12 gare e quindi è giusta la sconfitta. È il turno adesso di Ivano Checchi. Allora mister, quest'oggi vi presentavate a questo match con una squadra rimaneggiata, però la sua squadra si è un po' cementata proprio intorno a queste difficoltà e alla fine ha trovato questo 5-1 che ha il sapore di un'impresa. Sì, sicuramente sì, tanto faccio i complimenti ai ragazzi, eravamo in difficoltà tantissima, però è l'intensità che qualche partita ci manca e la paghiamo. Oggi invece è stata veramente intensa, siamo stati bravi, aggressivi, siamo stati dietro, non siamo dal campo, come giusto che sia, ha pagato. Sono contento perché abbiamo giocato contro una grande squadra, è andata bene, quindi la difficoltà era tripla, manco doppia. Andiamo avanti, siamo sempre, non è che con questa partita possiamo dire che facciamo, però insomma ci sono 3 punti che ci fanno morale, ci danno per la settimana, ci aiutano, quindi è importante, recuperiamo pure qualcuno la settimana prossima. Va bene, molto bene, sono contento perché ci serviva una risposta, perché la squadra non è che possa prima, manco quelle posizioni secondo me, non rispecchia quello che facciamo in campo secondo me.